Di cosa parleremo oggi? Principalmente reputazione online, che è il tema, guardate, più importante assolutamente in questo momento. Nel business online ormai adesso presente, anche prima del Covid in realtà, adesso ancora di più e nel futuro ancora di più, la reputazione online ormai è la base, perché guardate, ci sono grandissime società, pensiamo alla parte di reclutamento del personale, che vedono e scartano a priori dei profili, piuttosto che anche io vi faccio un esempio simpatico, no? Che si rifà una slide che vi mostrerò successivamente, che dice che dà l'importanza alla reputazione. Io stavo cercando un dentista nuovo per mio papà, ho cercato su Google, ok? Dopo su questo ne parleremo nello specifico. Ho cercato su Google proprio un po' di settimane fa, ho detto, vabbè, papà, so che ti serve un nuovo dentista, abbiamo cercato, e effettivamente la cosa incredibile è che quasi nessun dentista con le caratteristiche che gli serve a mio papà ha delle recensioni su Google, o meglio, ce le ha le recensioni, quindi ci sono le stelline, ma il problema è che lui, non curandole, ha solo le recensioni negative. Quindi io entravo su una pagina di un dentista, leggevo inaffidabile, entravo su quell'altra, mi ha fregato, mi entravo su quella, cioè tutto così, no? E alla fine mio papà ha contattato per primo, comunque ha più fiducia, adesso che sta facendo gli incontri per decidere dove andare, insomma, ha più fiducia verso i professionisti che hanno delle stelline positive, o persino quelli che non hanno niente. Ma il problema del non aver niente, non aver recensioni, è che si mette comunque in un secondo livello rispetto a quelli che hanno delle recensioni positive. E questo sicuramente ci dà un piccolo esempio di quanto la reputazione online sia potente. Il secondo strumento è Google My Business, che è proprio legato alla scheda dove ci sono le recensioni, per capirci. I social media che vale la pena utilizzare, perché probabilmente abbiamo cambiato il modo in cui usiamo i social, e per tante delle vostre attività o comunque quello che volete fare, certi social vale la pena farli, certi social invece non vale la pena investire sui primi. Come integrare WhatsApp e se integrare WhatsApp, e le nuove esigenze dei clienti. Nella nostra slide, io mi presento, sono Davide Damaso, mi occupo principalmente di 3 cose. Una, DDM Marketing, è un'azienda, una società di consulenza che fa affiancamento alle aziende sui temi digitali, e questo è la mia business. Siamo una decina di persone, abbiamo sede qua a Vicenza, io sono vicentino come si sente dall'accento, e a Milano, e praticamente affianchiamo aziende di varie grandezze, quindi non so, io per dire affianco San Carlo, per dire, o Italo, per capirci, e non so, altri del mio team affiancano ristoranti, affianchiamo aziende di termoidraulica, un brand di abbigliamento famoso che fa giubbini, eccetera, quindi varie cose. Dopo, la parte verde che vedete è la mia parte di volontariato. Come vedete, effettivamente ci do tanto tempo nel volontariato, perché ci credo. Movimento Etico Digitale è una non profit che fa sensibilizzazione nelle scuole gratuitamente sulle potenzialità e rischi del web, perché io sono convinto che non bisogna più passare il messaggio ai ragazzi che il web è tutto negativo, perché se no non funziona. Io l'ho visto su di me, semplicemente mi dicevano smettila di usare Facebook, che Facebook non serve a niente, è pericoloso, ci sono X cose che in realtà ci sono, so benissimo che rischi che ci sono, però io ero un sedicenne che gestiva la pagina della pizzeria sopra casa sua in cambio delle pizze che poi rivendevo a mia mamma, e capite bene che era la mia fonte di guadagno e non potevo assolutamente fare a meno, no? E quindi effettivamente, come tutte le cose, ci sono potenzialità e ci sono rischi, e questi vanno comunicati. E poi ultimo pezzo, che tra l'altro riguarda anche Enaip, io ho introdotto una materia che si chiama multimedia e social nelle scuole di tipo tecnico professionale. Multimedia e social adesso so che a Bassano all'Enaip c'è come materia, so che c'è in altre 5-6 istituti tecnici o professionali in Regione Veneto, e uno, se non sbaglio, in Lombardia, e quindi ecco, cerchiamo di innovare la scuola anche sul lato digitale, perché giustamente, come si vede qua dall'interesse che avete voi oggi, è una cosa importante, e non si può pensare che i ragazzi escano
arrivano a 18 anni che usano il telefono solo in modo passivo e dopo iniziano a usare in modo attivo. Bisogna fare una trasformazione pian piano, come tutte le cose. Comunque, l'iniziativa per cui ci siamo conosciuti anche cioè per cui è nata questa idea di questo webinar, si chiama Aiuto Digitale, come vedete qua ho fatto uno screen sulle 24 ore, che ha riportato questa iniziativa che avevo lanciato durante il tema del Covid, in cui ho preso praticamente il mio network, la mia rete di tutti i professionisti, agenzie del digitale che conosco e ho espanso questa idea di fare un aiuto digitale per le piccole medie attività, per cui noi, per dire, solo noi, il nostro team ha supportato un'ottantina di realtà con una consulenza gratuita su dare degli strumenti, come leggete nell'articolo del Sole 24 Ore, per riconvertirsi, e dopo ce l'hanno promosso in tanti, Regione, Facebook stesso, il Comune di Vicenza, perché effettivamente è una cosa interessante. Come avete visto, tantissimi hanno fatto la riconversione, il delivery, piuttosto che una parrucchiera che abbiamo aiutato noi. Adesso vi faccio l'esempio. Abbiamo aiutato una parrucchiera che si è messa a fare le live su Facebook in cui faceva le tinte, cioè applicava la tinta e dopo la tinta la dava in delivery. Ok? Vedete questo semplice processo per cui io do in delivery la tinta effettivamente e con la live di Facebook mostro come applicarla, è un modo effettivamente di fare business durante un lockdown. O quantomeno, adesso non voglio dire che lei ci ha guadagnato, ma quantomeno ha tenuto il contatto con i suoi clienti, no? O meglio, è anche preso nuovi clienti che adesso stanno prenotando. Quindi, secondo me è un buon esempio di come effettivamente abbiamo fatto questa riconversione. Allora, andiamo nel nocciolo della nostra situazione, partendo da questa tema, no? Questa frase che ho scritto, che la reputazione effettivamente è il denaro del futuro. E perché? Perché effettivamente se tu cerchi su Google, ad esempio, il nome di un'azienda e mi ritrovo con che quell'azienda lì non ha una reputazione positiva, piuttosto che non ha, ad esempio, una buona percezione da parte delle persone, tutte le persone, magari esce in alto un articolo in cui scrivono che questa azienda truffa, ad esempio, piuttosto che qualcosa del genere, capite bene che diventa anche le tue spese in marketing, in comunicazione, in tantissime altre cose diventano esagerate oppure poco efficaci. È un po' come avere una pizzeria, vedevo che qualcuno di voi aveva scritto pizzeria, avere una pizzeria in cui la pizza fa schifo, e capite bene che non vai puoi fare la pubblicità che vuoi, ma se ti manca il prodotto di base o il servizio di base non vai da nessuna parte, e questo è importantissimo. Io la prima cosa che volevo lanciarvi, infatti, citando un po' il tema del megafono in mano, volevo chiedervi di scrivere, ok, la risposta a questa recensione, ovvero cosa risponderesti alla recensione, ok? E provate a allenarvi un po' tutti. So che magari qualcuno non siete in questo business, ma guardate, la recensione è come un commento alla fine. Quindi vi troverete, se vi immergete bene nell'ambito dei social, vi troverete di fronte a una situazione del genere. Guardate, l'altro giorno un tizio mi ha commentato un post su Facebook scrivendomi comprati una R, no? Io chiaramente non ho questa grande lettera, diciamo, e io cosa gli ho risposto? Cioè, potevo prendermela, fare qualsiasi, bloccarlo, cancellargli il commento, eccetera. Io gli ho risposto, mamma mi ha fatto così. E effettivamente questo qua cosa ha risposto dopo? Dopo era stato un po' lì, probabilmente colpito dalla mia risposta, e mi scrive, scherzavo. Ok? In realtà non è che scherzava, lui voleva fare un po' il bullo del web, no? In qualche modo. Ma in pratica io gliel'ho presa in contropiede, no? E secondo me il tema delle recensioni, adesso questo qua è un piccolo esempio, ma vi capita e vi capiterà sempre. Quindi volevo darvi 2 o 3 minuti per provare a scrivere la risposta a questa recensione. Vi invito a farlo un po' tutti, qualsiasi sia il vostro tipo di lavoro o meno, perché effettivamente ci sono un po' di aspetti importanti. Uno, nel scriverla capisco cosa scriverei in quel momento lì come proprietario dell'hotel, no? Che ha il ristorante.
Dall'altro lato faccio un ragionamento sul fatto che, ad esempio, e adesso ve la butto lì, TripAdvisor, io rispondo alla recensione e lui non può più rispondermi. Invece Google o Facebook, scusate, Google ha la stessa identica tematica, quindi io rispondo alla recensione, ma lui non può più rispondermi. Su Facebook invece io rispondo alla recensione o al commento negativo e lui può rispondermi di nuovo. Questo qua è determinante anche nel modo in cui scrivete la recensione. Quindi provate a farlo, se volete scrivere la risposta in chat o scriverla su un foglietto, fate come volete. Here we go, dai. Iniziamo così. Aspetta, eccolo qua. La pizza servita nel ristorante dell'hotel faceva schifo. Cosa fate? Bloccate, cancellate, rispondete, come rispondete? Trovate soluzione. Ok, vedo che stanno arrivando un po' di risposte. Ok, questione di gusti soggettivo. Buongiorno Luca, il tuo commento per noi è molto prezioso e per alzare la nostra qualità vorremmo sapere cosa ti è piaciuto, se ingredienti, impasto o altro. Buongiorno X, ci dispiace per l'esperienza negativa, ti auguriamo la prossima volta con una pizza omaggio, ok? Posso chiedere cosa non le è piaciuto? Che tipo di pizza ha scelto? Perché faceva schifo ingredienti scadenti? Prima la provo, poi ti dico. Mi dispiace, ma secondo i suoi gusti la pizza fosse il gradimento, poi provi a tornare, ci sfidi a fare meglio. Ascolteremo. Bello, interessante. Purtroppo abbiamo avuto un problema con il forno. Ci dispiace, invitiamo a ritornare al nostro locale e cenare gratuitamente. Mi dispiace che non sia piaciuta la pizza. La pizza si gusta con l'anima, non con il palato. È arrivato il poeta. La ringrazio, faremo una pizza. Chiara ha inserito una cosa che a me piace, cioè sei partita con gentile cliente, giustamente, e hai finito con Hotel Pinco Pallo, che questo è un aspetto interessante effettivamente, anche se migliorabile, da dirti la verità. Cioè la parte della firma alla fine della recensione è importantissima, ma pensate a come posso scrivere la firma effettivamente, che è determinante. Gentile cliente, grazie per averci fornito un feedback sulla pizza, non sempre le ciambelle vengono con il buco, giustamente. Ok. Allora, tanti di voi vedo che a questa nostra recensione hanno dato una risposta. Avete scelto un paio di modi, no, diversi di rispondere. Uno di questi, che avete fatto come abbastanza di frequente, è quello di dire di offrire la pizza o offrire qualcosa oppure ammettere l'errore. Ecco, è corretto, ma è parzialmente corretto, mi sento di dire. Perché? Perché effettivamente io potrei rispondere e assolutamente vi invito, nel caso adesso della pizza, ma ripeto, questa qua è una casistica su tantissimi tipi di servizi. Dire guarda, facciamo una sessione gratuita, facciamo una escursione gratuita piuttosto che la pizza gratuita, ma attenzione che la grandissima parte delle volte su TripAdvisor le persone, nello specifico, hanno dei nickname, quindi dopo arriva Davide di turno e ti dice sai, ho letto, cioè sono io Ciccio Gamer, e quindi dopo cioè, tu non riesci a controllare effettivamente se sono stato io, sono veramente stato io quello lì che ha scritto la recensione o meno. Questo è un aspetto importante che ci dà il messaggio che effettivamente nelle recensioni va fatto una cosa, va risposto in pubblico per tamponare il problema, ma risolto in privato. Quindi, infatti, la cosa che vedevo in certe recensioni leggermente, cioè che non è sbagliata, però per TripAdvisor o per Google effettivamente non è correttissima, è che essendo che lui non può rispondermi di nuovo, ok? Io devo partire con una risposta che sia abbastanza esaustiva e che soprattutto mi porti la persona a scrivermi in privato per risolvere il problema. Quindi gli dico, guarda, ci dispiace per la sua esperienza. Noi utilizziamo sempre, seconda componente che potrei dire è,
Noi utilizziamo sempre degli ingredienti di qualità provenienti dalla nostra penisola italiana, quindi faccio leva sulla qualità, quindi utilizzo lo spazio lì che le persone leggeranno per, in qualche modo, se pensate, quando si usa TripAdvisor o Google o tanti di questi sistemi di recensioni, le persone vanno quasi alla ricerca della recensione negativa, no? Io lo uso come spazio per dare voce invece al mio brand, ok? Quindi faccio notare questa cosa degli ingredienti, in questo caso, oppure della mia esperienza nel settore, oppure delle recensioni o degli articoli che hanno parlato del mio prodotto, piuttosto che, oppure della ricerca universitaria che ha testato il mio prodotto prima di metterlo sul mercato. Adesso vi ho fatto vari esempi. E quindi ci spiace per l'esperienza, la informiamo che utilizziamo ingredienti solo di penisola italiana, e potrei chiudere con: ci piacerebbe approfondire il problema o risolvere la questione, una frase simile, e dopo mi firmo scrivendo Davide Dalmaso, amministratore, titolare, piuttosto che responsabile ristorante, hotel San Benedetto, e dopo potrei mettere il numero o l'indirizzo mail nella firma. Così in pratica do una continuità alla cosa, ok? E dopo, se uno mi scrive in privato, capisco che è reale il problema, ci parlo al telefono, ho sicuramente l'opportunità di tenermi il cliente più affezionato, e seconda opportunità che ho è assolutamente di riuscire a risolvere veramente il problema e dopo offrirgli anche la pizza gratuita. Quindi, giusto per darvi una visione totale del tema della reputazione digitale, vi ho buttato lì un paio di spunti. La reputazione digitale è recensioni, sono le discussioni sui social, sono i pareri via messaggistica, quindi vengono anche definiti dark social, ma praticamente è un concetto che ricalca i social che io non posso tracciare la conversazione, quindi tecnicamente io sono l'azienda, sono Coca-Cola o sono il ristorante dell'hotel, non so cosa la gente dice di me su WhatsApp o su Telegram, per dire. E quindi effettivamente è un aspetto importante. Il comportamento dei dipendenti online, perché quello, guardate, è parte integrante della reputazione digitale di un'azienda, perché se i miei dipendenti online scrivono commenti di un certo tipo, piuttosto che omofobi, piuttosto che altri tipi, chiaramente sarà la mia brand come azienda poi a risentirne, perché comunque dietro a un profilo Facebook e soprattutto dietro a un profilo LinkedIn c'è sempre il nome dell'azienda. E i contenuti generati dai clienti, perché se si crea, come è successo in particolare in America, ma anche certe volte in Italia, delle campagne per cui le persone mettono online la foto del prodotto facendo notare che fa male, ad esempio, oppure che si sono trovati male o comunque si lamentano online. Pensate ai gruppi tipo 6 di Padova se, 6 di Vicenza se, queste cose qua. Chiaramente sono dei contenuti generati dai clienti perché magari caricano la foto, e in più dopo ci sono le discussioni di social sotto, e quelle effettivamente influenzano tante persone, perché poi, questo vi lancio come spunto, i gruppi su Facebook, nello specifico, sono il canale che ha più visibilità in assoluto. Quindi se io devo pensare a tutti i canali che ci sono di visibilità non a pagamento, quindi quando pubblico un post, la vastità maggiore di portata in questo momento, in particolare su Facebook, è sui gruppi. E lo notate, per dire, se pensate durante il lockdown, adesso immagino, io la mia bacheca sicuramente, ma immagino anche da voi, ci sono stati, cioè tu aprivi Facebook e vedevi tantissimi post di gruppi, vedevi tantissimi post del gruppo X piuttosto che del gruppo Y, proprio perché Facebook premia i gruppi, perché si è accorto che grazie ai gruppi Facebook ha tanta interazione e quindi tanta gente che resta su Facebook e quindi tanta pubblicità che viene vista. Ok, quindi il sistema funziona. Io intanto proseguo su quello che vi volevo fare la carrellata veloce. Chiaramente questo webinar nostro è uno spunto su tanti argomenti che spero vi dia là ad approfondirli in vari modi. Questo qua che vi butto qui è l'evoluzione di LinkedIn, perché effettivamente LinkedIn adesso ha 14 milioni di utenti in Italia, e LinkedIn è sempre stata la piattaforma per la ricerca di personale, quindi io ricerco lavoro, le aziende offrono lavoro. Adesso
c'è stata un'evoluzione fortissima su LinkedIn, per il fatto stesso che le figure di alto profilo erano già su LinkedIn perché stavano cercando del personale, ad esempio, hanno iniziato a conversare, perché su LinkedIn adesso, se entriamo, effettivamente ci sono tante persone, tante figure che, per far vedere che ne sanno, continuano a postare dei contenuti, ok? E questo ha due risvolti. Il primo, che diventa uno strumento per crescere professionalmente. Io, Davide, 5 anni fa, giusti, adesso 5 anni fa ero in UK, lavoravo in questa organizzazione del governo UK che si occupava di volontariato di ambiente e praticamente io sono arrivato su là, il general manager di questo ente governativo mi fa Davide, from this day you have to start to use LinkedIn every day. Quindi devi iniziare a usare LinkedIn ogni giorno. Non capivo e mi ha spiegato, mi fa, guarda, è perché su LinkedIn effettivamente tu, se ti connetti con le migliori persone che fanno marketing, piuttosto che le migliori persone che fanno vendita, piuttosto che le migliori persone che fanno qualsiasi sia l'argomento di vostro interesse, io leggendo i contenuti che pubblicano questi per mostrare che ne sanno, ovviamente seguendo le persone giuste, e più io riesco a prendere informazioni di valore. E questa è una cosa molto importante. Di conseguenza, essendo che le persone per mostrarsi così scrivono chi sono e il loro titolo professionale, per tante aziende, penso Zucchetti, penso tantissime aziende piccole e medie nel settore B2B, quindi aziende che fanno business con altra azienda, diventano opportunità di business, perché adesso che i meeting internazionali, le fiere, eccetera, sono bloccate, LinkedIn diventa uno dei pochissimi posti dove posso trovare chi mi interessa cercando da job title, quindi il titolo, no? E questo è sicuramente fa la differenza. Quindi se io devo cercare un fornitore per una cosa, cerco su LinkedIn. Se io sono, ad esempio, faccio esempio di Zucchetti perché noi ci lavoriamo sull'area Veneto, loro cercano il responsabile informatico del settore latte, ad esempio, okay, di chi produce latte, quindi il responsabile informatico delle aziende che producono latte. Questo qua, il loro commerciale di Zucchetti, va a scrivere al contatto che ha trovato, che trova una lista chiaramente di contatti su LinkedIn, va a scrivergli con una forte leva, cioè prima entra in contatto, quindi gli manda l'invito, no? Come l'amicizia su Facebook, e dopo gli scrive per fissare una chiacchierata, facendo leva sul fatto che loro lavorano già, ad esempio, con Latteria Vicentine, ok? Giusto per darvi l'idea del concetto, come si sviluppa su LinkedIn. Quindi io dico già, guarda, io lavoro già con il tuo settore, io sono uno specialista perché lavoro con 2 grandi aziende, no, di questo settore qua, quindi sono sicuro che una chiacchierata magari potrebbe darti qualche spunto utile, e da lì dopo chiaramente parte l'opportunità commerciale, diciamo. Ai tempi del Covid mi sento di dire che è uno dei pochi modi di riuscire a fare business nell'ambito azienda d'azienda, B2B, in questo momento, perché sicuramente diventa sempre più rilevante. Io vi do un altro spunto sul tema LinkedIn perché personalmente sono tornato in Italia, ho fatto la pazzia che ce l'avevo da un po' di anni in testa di aprire la partita IVA a 20 anni, e cosa ho fatto? Non avevo nessun cliente, non avevo nessun contatto per riuscire a avere un cliente, e cosa ho fatto? Ho iniziato a pubblicare su LinkedIn ogni giorno alle 18:30 una tip, un consiglio, 2 righe per capirci, su come usare meglio i social. Okay? Quindi io semplicemente facevo una cosa: alle 18:30 di ogni giorno pubblicavo queste 2 righe in cui davo uno spunto. Quindi non so, dicevo, guardate, se su LinkedIn metti la foto in bianco e nero è peggio rispetto alla foto a colori, ad esempio, piuttosto che una piccola cosa, un piccolo consiglio. E questo processo di creazione del contenuto l'ho fatto l'ho pubblicati per 570 giorni consecutivi. E quindi effettivamente io ogni giorno 18:30 prendevo il telefono, aprivo il mio file di Word, ok, o sulle note, copiavo il consiglio, lo incollavo su LinkedIn e lo pubblicavo. Fosse Natale
in Capannina Jesolo, dove volete, state sicuri che io mettevo il post. E questo però mi ha fatto notare dei primi clienti, tra i quali tra l'altro Zucchetti che vi dicevo, e effettivamente mi ha dato l'opportunità poi di costruire del business, perché le persone che leggevano i miei contenuti erano interessate, io vedevo il loro interesse, il like per capirci, entravo in contatto, ci facevo una chiacchierata e dopo da cosa nasce cosa. E questo secondo me è un po' un processo di LinkedIn proprio in 2 consigli al volo. Se poi vi serve qualche altro spunto di LinkedIn, basta che me lo chiedete. Noi ci lavoriamo tanto su LinkedIn proprio perché, mi sento di dire che LinkedIn è un po', se pensate, ci sono due cose che non cambiano in questo momento. La prima in assoluto è Google, perché Google, effettivamente, se ci pensate, chi è che può scalzare Google in questo momento in Italia? Cioè, noi tutti usiamo Google, mia mamma usa sempre Google, io uso sempre Google, cioè, è una cosa che è difficile togliere, no? E quindi effettivamente investire su un mezzo che è così potente e a lunga portata, perché è difficile immaginare che fra un anno non useremo più Google, no? Effettivamente è efficace. E un altro tema che è veramente il leader è LinkedIn, perché LinkedIn effettivamente non c'è un'altra piattaforma simile a LinkedIn, così diffusa a livello mondiale. Invece, ad esempio, faccio esempio WhatsApp piuttosto che Facebook, per quanto siano dei ultracolossi, ok? Facebook fa 36 milioni di utenti in Italia, quindi stiamo parlando quasi del doppio di Instagram, per date idea che fa 20 milioni più o meno. Quindi Facebook è un super, cioè, è quasi inscalzabile, ma potenzialmente vedi c'è Instagram, c'è TikTok, c'è ancora Snapchat, c'è Pinterest che sta crescendo, cioè ci sono delle alternative effettivamente, anche se hanno delle dinamiche diverse, ma in qualche modo ci sono. Su LinkedIn e Google proprio a mio punto di vista c'è poca concorrenza, no? E quindi vale la pena investirci ancora di più. Volevo parlarvi al volo del tema di Google My Business. Ok, Google My Business, per chi non lo sapesse, è questa scheda qua. Ok, quindi questa è la schermata di Google che voi vedete sempre. Cercate il ristorante, vedete questa, cercate qualsiasi attività, vedete questa. Vi faccio notare 2 cose. La prima, questa schermata qua è estremamente potente, perché effettivamente tu puoi avere questa schermata è estremamente indicizzata su Google. Okay? Effettivamente io cerco ristorante Vicenza e trovo tutta una serie di ristoranti, no? Giustamente. Questo vale per qualsiasi ricerca e quindi questo è da un lato un mio modo per essere visibile, dall'altro riuscire a ottimizzare questa scheda significa uscire anche in punti a me strategici. E adesso volevo darvi un po' di spunti proprio su come ottimizzarla. Quindi io sono andato qua, vado su My Business, adesso io ho un po' di schede, eccoci qua, adesso vi metto questo qua del social media coach. Ok, questa è la mia scheda della zona. Un paio di spunti che vi do. Il primo, nel nome tentate di mettere dentro la categoria e meglio ancora la location. Quindi se io sono, vedevo prima, personal trainer, per di aver letto, guida turistica, ne ho letti un paio. Adesso vi faccio l'esempio, Loris, guida turistica, quindi Loris, cognome, spazio, trattino, spazio, guida turistica, spazio, trattino, spazio, Bassano del Grappa, ok? Questo è una buona indicizzazione, perché io effettivamente facendo così esco molto sopra gli altri, o comunque perché metto già le parole chiave dentro il titolo. Poi un secondo spunto è questo qua, delle categorie, qui potete aggiungere più categorie possibile per riuscire a uscire più in alto possibile. Qui dopo avete tutta una serie di spunti, quindi che vedete, insomma, dati. Poi c'è una parte molto interessante che è quella dei servizi, per cui io mettendo dentro i servizi effettivamente riesco a indicizzarmi per il nome dei miei servizi. Questa è una novità di Google My Business che vale la pena mettere dentro. Per molti di voi c'è la parte di prodotti e non di servizi, quindi effettivamente vi conviene aggiungerli qua per essere indicizzati. Dopo c'è una descrizione
Altre due cose molto interessanti che sono un po' una novità. La prima è che c'è la parte di post che è collegata alla parte di storie e di foto, scusate. La parte di foto che vi consiglio è cercate di tenerla aggiornata, perché effettivamente le foto di Google vengono viste tanto. Queste foto qua sono anche quelle che io ritrovo poi su Google Immagini quando cerco una parola. Vedete come qui nella mia scheda questa immagine qua ha fatto 7500 persone, 450 persone, è tanto effettivamente, sono visualizzazioni senza pagare, senza niente. Probabilmente questa qua esce quando una persona cerca corso di social media, ok? Perché io quando ho caricato questa immagine, l'immagine si chiamava corso di social media Davide Dalmaso, ok? Quindi proprio rinominare l'immagine tecnicamente. Comunque, a parte, quindi tenete aggiornata questa parte qua, dopo avete lo spazio delle recensioni e soprattutto quello che a me interessa di più è questo delle statistiche. Perché? Perché qui avete effettivamente una parte importantissima di un'attività, perché dalla ricerca, da questa parte qua, io riesco a vedere, ad esempio, le persone che cercano direttamente il mio nome e le persone che cercano un'attività come la mia. Per me ha un valore enorme questa cosa qua, perché io riesco a sapere, ok, adesso quante ricerche ci sono per avvocato a Vicenza? Quante ricerche ci sono per personal trainer a Padova? Ok? Io riesco a saperlo perché ho questo dato qua e dopo se io vado a confrontare, ad esempio nel trimestre piuttosto che nella settimana, in qualche modo riuscite anche a validare, attenzione questa cosa qua è molto importante secondo me, riuscite anche a valutare un investimento di marketing che non è online. Perché se ci pensate, faccio l'esempio semplicissimo, io ho un negozio a Padova, faccio la pubblicità su canale 7, cos'è? 7 Gold, se non sbaglio, no? Rete 7, quella che avete voi a Padova, faccio la pubblicità sulla rete, insomma, locale. Cosa succede? Faccio la pubblicità di una settimana, io cosa posso fare grazie a questo strumento? Una volta la mia unica metrica, l'unica cosa che potevo vedere era più o meno se la gente era entrata di più o di meno in negozio, effettivamente, o se a mia percezione aveva funzionato meno. Adesso io ho un dato, perché confrontando l'andamento io la settimana prima di fare la campagna, adesso ve la semplicizzo, guardo qua, dico, ah vabbè, ci sono, oppure metto il mese prima di fare la campagna, vedo che ho 160 ricerche totali. Il mese che faccio la campagna ne ho 560. Dico, ah, vabbè, effettivamente ci sono state 400 persone in più che potrebbero essere derivanti da lì. Se invece vedo che da 160 ci sono passato a 170, mi dico, ma in effetti non che sia stato un grande investimento. Ho un dato, adesso il business sta andando verso il dato effettivamente, non sta, cioè abbiamo i dati per riuscire a vedere gli andamenti. Tra l'altro dopo qui sotto troverete tanti bei spunti per cui ad esempio io riesco a vedere quante persone hanno visitato il mio sito cliccando il tasto, chiamarti, indicazioni stradali e tutte queste cose che sono effettivamente interessanti, perché dopo io adesso chiaramente non ho la parte delle chiamate, ma ad esempio qui sotto poi potrei vedere che giorni della settimana mi chiamano di più, gli orari in cui mi chiamano di più e vedete. Ad esempio a me hanno chiamato alle 22, non so perché, ma evidentemente gli serviva chiamarmi alle 10 di sera. Comunque ecco, questo vi dà una prospettiva di Google My Business. Spero di essere stato chiaro. Se avete domande, scrivete. Davide, mi Vai, faccio da portavoce, vai, vai. ho letto nella chat, c'è Francesca che ci chiede, per il turismo, la ristorazione e comunque il settore alberghiero, Google è sempre così potente o è preferibile TripAdvisor o Booking? Mi sento di dire purtroppo e per fortuna non puoi fare a meno di nessuno dei tre, secondo me.
forse se riesci a fare meno di booking te lo auguro, ma nel turismo molto spesso è impossibile. Invece per quanto riguarda cioè, sì, è più cioè, comunque Google è potentissimo, vale la pena proprio farlo bene. Google My Business pagamento no, è gratuito, infatti vi consiglio di farlo qualsiasi sia la vostra attività. Io potenzialmente sono un giornalista, lavoro per il giornale di Vicenza piuttosto che il Mattino. Io potrei farmi una scheda di Google My Business perché legalmente posso farlo. Mi faccio la scheda di Google My Business, metto giornalista, ovviamente se faccio magari anche una parte di freelance, quindi non so, di libero professione, metto giornalista, Davide Dalmaso, Padova, me la indicizzo un po' come vi ho mostrato, quindi faccio alcune correzioni e effettivamente riesco a essere più visibile. Tutto qua. Quindi vale la pena sicuramente, è un investimento che ti porta via un paio d'ore a metterla su, una volta fatta devi solo caricare le foto, la foto le puoi caricare una volta al mese e una volta ogni 2 mesi, quindi ma efficacia. Silvia, adesso tecnicamente io non lo so, cioè, leggo che hai fatto la domanda sulla partita IVA, in teoria no, ok? Da quel che mi risulta a me no, bisogna, cioè, diciamo che Google ti rende visibile quando ti arriva a casa questa cartolina con un codice e tu immetti il codice e dopo appari sulla scheda. Okay? Quindi devi creare la scheda, ti arriva a casa la cartolina, verifichi questa cartolina e dopo sei a posto. Come posso collegare un sito già esistente? Si usa SEO. Andrea, guarda, cioè, sono 2 strumenti separati. Io prima ho fatto Google My Business personalmente e dopo ho fatto il sito. Ok? Perché hanno due anche funzioni leggermente diverse. Il ristorante, ad esempio, molto spesso a Google My Business ma non ha il sito e ci può stare, ok? Quindi non è sbagliato, ad esempio. Un paio di spunti qua. Uno, questo è relativo al piano editoriale. Quando voi fate il piano editoriale vuol dire le pubblicazioni che fate sulle pagine, una cosa importante è fare questa proporzione, quindi molto spesso si vedono soltanto contenuti promozionali nei varie pagine social, quindi solo col prezzo, solo i nuovi arrivi, solo cose promozionali. Tentate di dare valore alle persone. Valore vuol dire come lavare i miei vestiti che vendo, piuttosto che sono una guida turistica, mostro un sentiero particolare che una coppia può andare a farsi come gita, piuttosto che sono un giornalista, posso scrivere un articolo su come rendere più belle, più accattivanti le mie notizie, i miei post sui social. Tantissime temi ci sono qua, ma cercate di dare valore aggiunto, non fate solo promozionale. Se ci pensate cucchiaio d'argento piuttosto che giallo zafferano, penso sia uno dei migliori esempi. Giallo zafferano non pubblica, cioè pubblica le ricette, non ti dice compra il mio corso, compra il mio libro. Quello arriva dopo, te lo fa dopo, successivamente. E questo, ad esempio, non so, adesso vi cito un grande caso, ma Red Bull non mette neanche nessuna foto della sua lattina dentro i social, perché effettivamente ti dà valore. Cioè Red Bull fa vedere tutto l'ecosistema che ha costruito attorno alla sua lattina, ma non ti mostra la lattina. Quindi cercate di puntare sull'interazione. Questo qua è un consiglio generale perché effettivamente 2-3 post a settimana è un ritmo che so che non è facile, ma significa mettersi lì, dire ok, adesso devo creare 2 post, devo creare i post promozionali e quelli non promozionali. Quelli non promozionali potrebbe essere, cosa importantissima, trasmettere fiducia alle persone. Com'è che trasmetto fiducia con i social? Mostrando altre persone. Quindi io ho un negozio, ho la mia attività di società di consulenza, mostro io con i clienti, le recensioni dei miei clienti, foto mie durante un webinar gratuito come questo, tantissime cose effettivamente. Ma ti mostro il mio viso, ti mostro il mio volto, non ti dico compra la mia consulenza, ok? Perché è importantissimo questa cosa. E quindi vi consiglio, focalizzatevi a step, mettetevi lì e dite ok, io non pretendo di partire domani mattina con un ritmo del genere se non ce l'avete, ma dico ok, sai cosa?
io il 15 di giugno, il 20 di giugno, voglio partire bene con i social. Lo faccio bene, inizio, dico ok, devo avere le foto dello staff, foto professionali fatte con lo smartphone, capite voi qual è la dimensione giusta per la vostra realtà. La foto del mio staff, foto delle recensioni dei miei clienti, foto della storia della mia azienda, foto di consigli utili, eccetera. Quello è un tipo, e dopo faccio l'altro tipo, che è la foto del servizio, la cosa che leggo anche nel sito, tutta la parte promozionale. Vado giù, monitorare, perché? Perché effettivamente Facebook, Instagram, LinkedIn, Google, come avete visto, danno tutti dei dati e io riesco a vedere, visualizzandoli, quali sono stati i post che hanno portato di più. Vedete, qui c'è la barra, quella colore chiaro, colore scuro. Quella colore chiaro significa che non è stato a pagamento. Io, supervisione così dall'alto, vedo, ma sai cosa? Questo post qua del parco ha fatto 800 persone che l'hanno visto. Questo del addio al nubilato ha fatto 2100 persone. Dalla visione esterna io riesco a dire, ma effettivamente perché quel post lì ha funzionato di più? Se devo fare un post in futuro, magari prendo lo spunto di quello lì che ha fatto 2100, non di quello che ha fatto 800-700 persone raggiunte. E questo è importante, perché se no vado alla cieca, ma il digitale è andare vedendo avanti. Volevo ricordarvi questa cosa, che un follower della pagina di Facebook è di Facebook, un contatto nella tua rubrica è un tuo contatto. Questo è importantissimo. Io, guardate, mi ricordo una pagina che purtroppo di un imprenditore che mi raccontava, lui aveva 60-70 mila fan sui social, e per un motivo a detta sua banale gli hanno chiuso la pagina, ok? Aveva preso delle foto da Google, no? Che dopo si sono dimostrate foto di un competitor. Vabbè, questo purtroppo succede. Io ho conosciuto questo personaggio e mi ha raccontato questa cosa. Sta di fatto che lui si è trovato con una pagina 60.000 follower a non averla più, ad avere un iter incredibile per recuperarla. Ma il concetto è, gli ho detto, guarda, ti ha insegnato una cosa che effettivamente se io lo porto da me, quindi nel mio post scrivo, se ti servono informazioni contattami sul numero WhatsApp, su Google scrivo il numero di WhatsApp, su vari temi comunque cerco di portare il contatto umano, dalla recensione dico chiamami al telefono, eccetera. Creo quindi un rapporto one to one e questo è vincente, estremamente vincente. Ultima mia slide, ma non per importanza: quali sono le nuove esigenze dei clienti? Oltre al rapporto one to one che ve l'ho citato appena adesso, il primo è sicuramente la velocità nelle risposte sui social, sul sito, sulle mail, eccetera. Ci siamo abituati durante il lockdown a essere iperconnessi con il digitale e quindi la velocità diventa veramente fondamentale. Ricevere a casa qualsiasi prodotto, siamo abituati ormai, no? Penso all'imbianchino che a mio papà ha portato a casa la vernice per pitturare qua di fuori. Effettivamente quel tipo di delivery che c'era una volta, adesso post lockdown magari quell'attività lì non garantisce più, ma mio papà magari, sai che invece di andare a prendermi la pizza me la faccio portare ancora a casa perché è comodo, no? Immagino che avete sentito anche questo ragionamento. Ed effettivamente, perché ci siamo abituati in qualche modo a poter ricevere a casa e anche in modo veloce. Perché se voi, ad esempio, avete un e-commerce, volete competere con, ad esempio, il big Amazon, faccio esempio, se Amazon le cose le porta a casa mia entro 3 giorni, io non posso pretendere di vendere se io gliele spedisco in 15 giorni. Non avrò quel tasso di conversione, probabilmente non varrà la pena, la gente farà fatica a ordinare, no? E terza cosa, incontrarsi in video call, lavorare da remoto, questo lo stiamo vivendo anche in questo momento, ma anche la nuova dinamica quindi del commerciale, di lavoro, di tante nostre professioni che vanno ripensate, perché probabilmente da qui al futuro, sicuramente io sono il primo a sperare che torniamo alla quella che definiamo normalità,
ma c'è una nuova normalità, perché sicuramente tanti incontri che magari ci si metteva tanto tempo a fare e gli incontri duravano poco di persona, quindi si metteva un'ora ad andare, si faceva 10 minuti di incontro e un'altra ora a tornare, adesso si faranno in video call, per esempio, e quindi riuscire a presentarsi bene in video call, conoscere gli strumenti tipo Zoom, Google Meet, queste cose qua, è importante, è molto importante. Concludo, giusto on time, come vedo. Sì, se dopo voi avete un'attività e volete fissare la call di aiuto digitale, questa è la nostra mail, vira@davidedelmaso.net. Intanto vi ringrazio e vi lascio spazio alle domande. Grazie Chiara, mi fa piacere. Grazie Federica. Sì, beh, alla fine vedete, cioè, penso che voi tutti, per qualsiasi attività state un po' ripensando al modo in cui si lavora adesso, si farà business nel futuro, cioè, perché effettivamente qualcosa è cambiato e sta cambiando, quindi sicuramente va a nostro vantaggio mettersi lì con la testa, dire ok, programmo le cose, le faccio in modo professionale, non pubblico a caso, vi consiglio, guardate, piuttosto di fare un post in più, fatene uno in meno, assolutamente, ma fatelo in un certo modo. E quindi sì, assolutamente focalizziamoci sulla qualità e non sulla quantità, piuttosto di avere ecco, una cosa mi sono dimenticato, piuttosto di avere un profilo Twitter, per dire, che è il classico caso, che ha 5 follower dell'azienda, che ha 5 follower, io entro, vedo che l'ultimo post fatto è del 2018, cioè mi fa una bellissima impressione, no? Se pensate. Io entro, vedo l'ultimo post di questa azienda 2018, 50 follower, dico, ma questa azienda qua c'è ancora o non c'è più? E 50 follower ti dà valore come azienda, magari sei un'azienda importante. Per carità, i follower non sono tutto, però effettivamente è meglio quell'account rimuoverlo, focalizzarsi su un posto che vale la pena tenere aggiornato, è molto meglio così. Ok, esistono altri siti oltre a Google dove è possibile verificarsi di vita? Giovanni mi chiede se ci sono altri strumenti per vedere l'affidabilità di un prodotto, un'azienda. Per l'azienda, guarda, è una cosa che mi sono chiesto anch'io, che purtroppo non c'è, che vorrei anch'io effettivamente averlo. Ma allo stesso tempo ci sono tanti specifici. Io, se voglio vedere recensioni di un prodotto, vado su Amazon, se voglio vedere le recensioni di un e-commerce vado su Trustpilot, se non sbaglio, che dovrebbe essere quello delle recensioni tipo per e-commerce di abbigliamento. Ci sono vari spunti sicuramente, quindi anche quelli lì vanno monitorati, va capito il vostro settore, che siti ci sono legati e va monitorato. Magari il mio consiglio per le recensioni di Google, ad esempio, fatevene fare di positive dai vostri clienti, no? Così almeno se ve ne arriva una negativa compensa, no? È fondamentale. Federica, guarda, ti dico la mia su questo. Chi ha un'attività non ha tempo di seguire i social, serve una persona dedicata. Sì e no, perché cioè, capisco che se sei la persona che fa tutto non è facile, ma guarda, ci sono passato anch'io. Allo stesso tempo, però, è un investimento importantissimo. Un post può fare 1000 persone che lo vedono, è tantissimo effettivamente. Se dopo faccio una promozione a pagamento, posso farlo vedere ancora più persone. Quindi molto spesso vale la pena investire del tempo. E guarda, spezzo una lancia a favore di tutti quelli che sono un po' self-made, oppure se lo fanno un po' in casa, no? Molto spesso, e lo dico da persona che fa questo come lavoro, l'agenzia, quindi noi per alcuni clienti in realtà gestiamo anche dei profili, c'è la difficoltà di capire cosa scrivere, perché io non so come funziona il business della termoidraulica, bene, e quindi farò fatica a creare dei contenuti di valore sulla termoidraulica, ok? E l'azienda invece può farlo, perché ha la conoscenza interna, quindi vale la pena nel caso dell'azienda avere una piccola persona, una persona junior, una persona che ti fa 2 mattine, 3 mattine, 4 mattine a settimana,
che però ti cura tutta la parte di comunicazione social, ma una persona interna in quel caso. Oppure l'imprenditore, lo psicologo, l'avvocato, eccetera, quello vale la pena sicuramente dedicare uno slot di tempo, perché non è un'attività accessoria come lo era fino a 3 anni fa o 5 anni fa fare marketing. Ormai comunicazione, ce ne siamo resi conto durante il lockdown, comunicazione è la base, cioè è una parte fondamentale della nostra attività, come ci presentiamo, eccetera. Grazie ai mezzi di video call migliori. Per me Team di Google, questo qua che siamo dentro, è il migliore, personalmente. Dopo c'è Zoom, ci sono tanti strumenti in realtà. Per me comunque Meet di Google è gratuito, quindi è il migliore. Bravi quelli dell'Enei che hanno scelto lo strumento giusto. Ok, consigli Instagram per un'azienda? Per tante aziende sicuramente Instagram è anche più importante di Facebook. Abbigliamento, ceramica, accessori, moda, viaggi, molto spesso vale più la pena Facebook Instagram che Facebook, o entrambi molto spesso. Ok, Cinzia, spero di averti risposto. Andrea, forse entrambi. Ok, io farei sia il sito sia Google My Business. In tanti casi Google My Business è gratuito, come avete visto, cioè nel 90% dei casi vale la pena farlo. Bene, Sandro c'è? Sì, ci sono, eccomi qua. Ciao Davide. Ciao. Come vedi, ho scritto, ti ringrazio per l'apprezzamento sulla scelta di Google. Ecco, fa piacere che l'hai detto, ma non tanto per come dire, attaccarci le medagliette, ma perché ci ha consentito in 3 giorni di mettere online 250 formatori con 4.200 studenti. Siamo arrivati a 4.500 anche con i corsi a diploma e poi adesso per gli adulti. Tra l'altro lo strumento che ci consente anche di gestire i webinar, che ringrazio anche le persone che sono te collegate, perché in meno di un mese abbiamo gestito il contatto con nostri clienti che già ci conoscevano, ma anche con nuove, pensate, quasi 800 persone che tra l'altro mettendo a disposizione in maniera gratuita contenuti di valore. Abbiamo puntato molto sui contenuti e oggi ne è un esempio con te, Davide. Ho apprezzato anch'io moltissimo la parte, come dire, la praticità con cui ci hai trattenuto, la conosco perché appunto da un po' ci segui e comunque ci stai anche come dire aggiornando costantemente. Una cosa che merito, lo dico a tutti ma non per farti pubblicità perché non ne hai bisogno, anche l'iniziativa del movimento etico digitale, perché ha un grande valore sociale e sul quale siamo impegnati tantissimo anche noi con i giovani tra i 14 e i 18 anni. Vi saluto tutti e ci risentiamo in particolare con tutti voi oggi presenti, anche con Davide prossimamente. Grazie. Grazie a te. Scusa se interrompo, ho visto una domanda così che è passata velocemente. C'era una persona che chiedeva come fare per affrontare il mondo del digitale rispetto magari all'età. Allora, lo posso dire io che ho qualche anno in più di te, il digitale non ha età e se proprio si vuole, come dire, approcciarlo, sicuramente ringiovanisce. Lo dico per esperienza. Sì. Grazie. E guarda che molto spesso nelle aziende che vado, le persone che fanno meglio, gestiscono meglio i social interni, quindi team marketing per capirci, è molto meglio che sia una persona della tua buona età, Sandro, rispetto alla mia. Perché avete un approccio molto più giusto nella comunicazione, molto più attento, molto più commerciale,
anche sapete quando usare la parola commerciale. Spesso la mia generazione non ha quella sensibilità, perché è cresciuta online, no? In qualche modo. Quindi, è anche vero che io vedo proprio nei due, chiamiamoli mondi, anche se stiamo parlando la stessa cosa, però vedo proprio attraverso il digitale una grande potenzialità di dialogo tra generazioni di esperienze e lavoratori. Tu dicevi, vabbè, una persona che ha una certa età che conosce bene l'azienda e sa generare contenuto di valore proprio perché a te trasferisce, che conosci le piattaforme, sai come usarle, trasferisce a te quello che l'azienda vuole trasmettere, che è sempre difficile, no? Come dicevi prima, nel trasferirlo poi nel mondo virtuale. Ma è vero che dai giovani si imparano tantissime cose, soprattutto ad avere idee che attraggono i giovani, che è sempre difficile quello. Forse sarà banale dirlo, ma è necessario, ecco. Va bene, vi ringrazio a tutti, spero sia stato utile e buona serata.